dovuti ringraziamenti che non sono affatto di rito, ma sono sentiti anche per un'amicizia che mi lega a Montecapo e all'amministrazione comunale di Montecapo, quindi al sindaco Mirko Iorillo, all'assessore Suglia. Peraltro voi provenite da una esperienza amministrativa, la Campania, e avevate in tempi non tanto lontani un simpatico giornale di cui ero direttore, e quindi io potevo apprendere anche le belle cose che si facevano in questa comunità, anche alcune particolarità, quindi c'è un legame come dire, antico e di amicizia che si tramuta anche nell'amicizia in questo paese. Infatti ogni volta che vengo a Montecapo con il mio amico Nicola Sorrentino, che è il vostro concittadino, provo una sorta di bellezza interiore e anche di mistero. Questo è il paese che mi ha sempre suscitato una sorta di mistero. Vorrei anche ringraziare l'Associazione Liberamente attraverso il suo presidente Antonio Siciliano, pure questa è una istituzione se non sbaglio nata da qualche anno, ma che è molto produttiva, e questa è la dimostrazione che l'associazionismo, che è una componente importante dell'aggregazione sociale, cresce nelle nostre realtà e quindi può smuovere sicuramente e aiutare alcuni processi. Ringraziamento a Angelo Siciliano è un ringraziamento formale, perché lui come me ha scritto. È vero, Michele ha già detto che il nostro incontro fisico è avvenuto questa sera, c'era stato invece uno scambio non più epistolare, le epistole non andate ma come dire, usando i mezzi moderni. Siamo accettatori. I mezzi moderni. E quindi c'era stata una conoscenza come dire, anche approfondita da questo punto di vista. Io vorrei, come dire, anche per omaggiare Angelo Siciliano, ma la comunità di Montecapo e Montecapo, dire un aspetto che mi ha colpito e che peraltro è, come dire, una delle parole chiavi che noi raccontiamo in questo nostro giro. È una delle parole chiavi che rappresentano anche l'essenza di questa raccolta, è viaggio. E in una realtà come Montecapo il viaggio è la sua storia, perché voi lo conoscete meglio di me la vostra storia. Montecapo è il paese del transito, è il paese dell'antica transumanza, che insomma c'è stata una parte narrata del mio racconto, ma è anche il passaggio antico della Traiana, che fu una specie di strada moderna alternativa addirittura all'Appia. Abbiamo qui un frammento, cioè una parte architettonica che ricorda il Monte dei Diavoli. Era il famoso Monte dei Diavoli. E l'altra cosa, quando ho letto il tuo racconto, ho pensato al tratturo Pescasserra Candela, sì, famoso tratturo che lo stanno anche ripristinando. Poi insomma la via sacra dei Longobardi è il paese del passaggio, e mi sembra che anche intorno a queste le strade, l'ultima quella, la strada sacra dei Longobardi, che era la strada dei pellegrini che portava verso Monte Sant'Angelo, che era il santuario per eccellenza dei Longobardi, insomma si sta anche ricostruendo, quindi anche questo è un aspetto turistico importante su cui sicuramente il territorio può avere una ricaduta importante, quindi far ritornare con Montecapo a quella strada in cui i pellegrini sostavano anche nel famoso monastero che rappresenta la vostra storia. Quindi uno degli aspetti dell'Irpinia di Montecapo, ma anche dell'Irpinia, è questa idea del viaggio, perché noi siamo una provincia, una realtà di transito, di antico transito, e che continua ad essere, tanto che oggi
insomma, nella stagione moderna il vecchio idea del transito si è trasformata nel congiungimento, come si dice con una parola un po' altisonante, tra i due mari, che è stata una delle battaglie politiche degli anni 60 e degli anni 70. Fatta insomma questa premessa, Angelo, anche per, come dire, costruire il clima di amicizia che sicuramente lega noi a Montecalvo, vorrei sinteticamente anche spiegare le ragioni che ci hanno indotto a scrivere, o meglio a raccogliere questi racconti e a trasformarli in una raccolta per l'Irpinia. L'idea ci venne a tavola a me e a Michele durante una fredda serata. Sapete, l'Alta Irpinia è caratterizzata soprattutto nei periodi invernali da giornate gelide di tramontana, l'arianese famosa, che insomma questo vento del nord che c'è, l'arianese, no, la chiamo la Monte Galera, poi arriva Ariano e poi arriva Guardia, quindi facciamo il transito anche dei venti, oppure Filippini, e quindi insomma, a tavola decidemmo di mettere insieme questo lavoro. Come vedete, prima la tavola pare che era l'incontro dei politici, dove si trafficavano cose politiche e non politiche. Oggi è diventato anche un modo per fare letteratura, quindi abbiamo avuto anche un salto in avanti, e decidemmo quindi di lanciare, mettere insieme una serie di autori anche che non conoscevamo, quindi invitandoli eterogenei, ma che avessero, come dire, questo legame forte con la terra irpina. Cominciarono ad arrivare i racconti. Voglio anche dire un aneddoto simpatico all'amico Angelo Siciliano. Quando arrivammo a 13 io ebbi un po' di magone, perché insomma il numero 13 non è un numero fortunato, diceva Michele, ma perché dobbiamo pubblicarne 13, aspettiamo qualche altro. Poi arrivò la postfazione che noi avevamo chiesto a Franco Dragone, come già detto, ha declinato come dire, non solo il tema del racconto, ma anche come dire, la chiara fama di questo personaggio, anche se è un personaggio legato alla nostra Irpinia, e quindi questo ci aiuta. E insomma, quando lessi la postfazione non aveva gli elementi classici della postfazione, ma era un racconto, quindi 13 più 1 14, avevamo anche pareggiato con la cabala, quindi stavamo tranquilli, mettendo quindi da parte questa mia scaramanzia. Bene, insomma, abbiamo cominciato quindi a lavorare su questi racconti. Il primo motivo, se motivo possiamo dirlo, è stato come una sorta di atto di amore nostro nei confronti dell'Irpinia, perché come dire, la portiamo nel cuore noi che siamo qua, che abbiamo deciso di vivere qua e che, come dire, pur di restare nelle nostre comunità, almeno il sottoscritto, mi sobbarco un viaggio faticosissimo ogni giorno tra Guardia dei Lombardi e Napoli, che è la mia sede del lavoro, quindi sapete, insomma, non è un viaggio proprio agevole e fortunato, è un viaggio pieno di disagi, ma anche chi stava fuori, quindi era un atto di amore anche di chi viveva fuori dall'Irpinia come Angelo. D'altronde dei 14 autori solo 4-5 vivono in Irpinia, quindi sono tutti fuori. Michele già ha dato qualche indicazione anche di natura geografica, addirittura Ivana Tanga, che è come dire, riferimento di Vallata dal punto di vista familiare, anche di una famiglia importante, perché il papà è stato senatore della Prima Repubblica. Noi insomma dobbiamo andare avanti nel tempo, indietro nel tempo, e quindi questi autori che sono autori che stanno anche fuori dall'Irpinia. Il secondo motivo è un'idea di
promozione dell'Irpinia. È ecco, tu dici, usando, ormai hai un linguaggio tutto moderno, insomma, quindi anche lo spot questo libro è uno spot per l'Irpinia. Io lo vedo fuori, è uno spot. Angelo già ha definito qual è il secondo motivo, che è quello proprio di una sorta di promozione del territorio, anche perché tu proprio che stai da fuori puoi anche ascoltare e capire, forse anche un po' sulla tua pelle, una sorta di discriminazione che si consuma nei confronti dell'Irpinia, che insomma non abbiamo una buona nomea in Italia, anzi quella fase legata a Tangentopoli e soprattutto la fase del terremoto con le conseguenze successive della Irpinia Gate, che fu una grande strumentalizzazione soprattutto della stampa del nord, sicuramente ha annebbiato la bellezza dell'Irpinia e anche la sua immagine. Quindi, come dire, è un modo anche per riprendere e dare lustro ad una terra, ma c'è anche in questo, e penso che qua poi è una modernità che dobbiamo sfruttare tutti, non solo una sorta di spot, come dice Angelo, ma anche l'idea che l'Irpinia si può raccontare e quindi valorizzare in quelli che sono i suoi aspetti più importanti, perché c'è un filone della letteratura che si chiama geonarrativa, che quindi descrive i luoghi, e nella descrizione dei luoghi non c'è solo una descrizione antropologica, qui abbiamo un testimone, un vero antropologo, etnologo anche come dire importante, che ha fatto cose interessantissime non solo sul Monte Calvo, ma anche quelli che sono i prodotti di eccellenza di un territorio. Quindi a questa idea della valorizzazione del territorio, e infatti nelle storie promuovono anche quello, ad esempio la storia del vino di mio padre, di un giovane scrittore di Friggendo, è un modo anche di promuovere quello che è forse il prodotto, il marchio più di eccellenza che l'Irpinia può vantare nei confronti dell'esterno, oltre alle sue bellezze naturali e paesaggistiche, ma sul piano dei prodotti c'è questa eccellenza del vino e anche dell'olio. Questa mi sembra che sia anche in zona dell'olio, quindi può essere, è un'altra delle risorse più importanti, a cui se aggiungiamo poi il grano, e qui si fa il pane più buono dell'Irpinia, io direi anche oltre l'Irpinia, insomma abbiamo costruito anche la triade mediterranea, che vino, pane ed olio, con le tre famose divinità. Ma su questo dobbiamo costruire anche quelle che sono, come dire, le prospettive dell'Irpinia, perché il discorso dei prodotti legati alla terra e alla cultura che c'è intorno a questi prodotti può essere l'essenza, anche lo sforzo, ma anche la prospettiva da dare alle nostre scelte e al nostro impegno. Vorrei anche declinare a questo punto il terzo motivo, che sposa un'attualità su cui, come dire, tutto è racchiuso nel titolo: È verde il paradiso. E quando abbiamo messo insieme questo titolo con Michele, peraltro abbiamo provato più titoli, voi sapete che la ricerca del titolo è una ricerca, come dire, difficile nei libri, e spesso i titoli non solo sintetizzano, ma sono la fortuna dei romanzi, dei libri. Alcuni titoli hanno fatto la fortuna dei romanzi e degli autori, e sono diventati celebri nel tempo. Quindi la scelta del titolo non è un fatto, come dire, casuale. Ma noi discutemmo sull'Irpinia. L'Irpinia è la terra verde, quindi il paradiso è verde, e ci ponemmo un primo interrogativo. Mettere questo titolo significa creare una sorta di elegia, una sorta di, come dire, di mistero poetico, oppure ha un senso di provocazione? E Michele, che
ma con la lingua si sa fare. Cioè, vabbè, ma allora dobbiamo mettere il punto interrogativo, se facciamo il punto di domanda è Verdi il paradiso e ci vuole il punto interrogativo. Però capite, poi alla fine, dopo una nostra discussione, noi discutiamo serenamente, tranne sulla questione del referendum, io e Michele, perché abbiamo posizioni completamente antitetiche, poi per il resto, come dire, sui discorsi letterali ci troviamo di più, e decidemmo di non mettere il punto interrogativo perché, capite, il punto interrogativo è un punto, in un titolo, qualcosa che stona, però c'è l'interrogativo. È Verde veramente il paradiso? Io cominciamo dall'aggettivo, Verde d'Irpinia, e purtroppo il verde lussureggiante si è un po' attutito, perché questa è una terra di contaminazioni, come dire, in cui l'ambiente viene continuamente oltraggiato e continuamente, come dire, offeso. Nel mio racconto, che non è solo una testimonianza di un personaggio che ha una sua romanticità, ma c'è anche la denuncia dell'eolico che ha devastato il Formicoso. Il Formicoso, non so se voi lo conoscete perché sta sull'altro versante, ma comunque è un altopiano che era un altopiano dedicato soprattutto all'agricoltura, è una sorta di granaio dell'Irpinia, ma era anche un tempo il luogo dei pascoli e il luogo soprattutto venatorio, è un sito venatorio importante che si chiama a Federico II, ma che anche i cacciatori nostri, come dire, era ambito. E pensate che in quella zona gli uccelli che avevano non solo quelli stanziali, ma quelli migratori che avevano una rotta importante e che si fermavano su questo altopiano, ormai hanno deviato la rotta perché le pale eoliche creano dei disturbi. Ieri sera il sindaco di Trevico, che è anche veterinario, quindi aveva dato su questo anche una lettura più scientifica, addirittura gli armenti non si riproducono più, ci sono problemi di riproduzione sotto l'influsso delle pale. Vedete che contaminazione ambientale, oltre al deturpamento proprio, come dire, della bellezza di quell'altopiano, che è un altopiano che domina 5 paesi e che poi ha un fondale meraviglioso perché abbraccia tutta una serie, proprio l'Appennino nella sua continuazione da quello irpino a quello invece l'Appennino anche del Vulture famoso, quindi quello della Basilicata, e addirittura come dire, ha uno spazio che va verso il mare. Ma al di là di questo, della contaminazione dell'eolico, dell'eolico che noi definiamo ormai eolico selvaggio, perché non siamo assolutamente contro le energie alternative, saremmo fuori dal mondo, siamo contro lo sfruttamento improprio delle energie che stanno facendo solo arricchire le multinazionali e hanno ridotto il territorio, cioè al famoso piatto di lenticchie senza alcun beneficio, e quindi diventa per noi una sorta di dannazione. Ma nemmeno può essere verde un luogo che, come dire, attraversato dai piloni dell'alta tensione, perché l'alta tensione ha un impatto visivo, ma anche qui per le onde elettromagnetiche creano un danno agli abitanti e all'ambiente, all'agricoltura, quindi siamo alla follia più autentica. E ricordiamo con Michele, perché Michele è anche uno storico dell'arte, lui approfondisce, che in uno dei luoghi simbolo della provincia di Avellino, che è il Goreto, che sicuramente molti di voi conosceranno, il Goreto, questo monastero del 1100, io non vorrei sbagliarmi, ebbene, insomma, di fronte a questo monastero c'è un pilone dell'alta tensione, insomma, siamo proprio alla follia più autentica, uno schiaffo alla storia.
Per non parlare poi anche delle trivellazioni, su cui insomma siamo poi il paradosso più assoluto, perché fare le trivellazioni, intanto le trivellazioni come dire, rompono l'immagine, ci vuole, del paradiso, perché una terra che ha fenomeni del genere viene bypassata automaticamente dai turisti. I turisti non vanno mai in una zona dove c'è l'estrazione petrolifera, perché di per sé è una zona contaminata. Quindi c'è un danno di immagine. Da un lato promuoviamo il turismo nelle sue forme, dicendo che può essere per noi la chiave di volta per lo sviluppo, e poi invece facciamo una scelta che è diametralmente opposta. Scusa, su Formicoso io sono entrato in Alta Irpinia, cioè sono emigrato in Alta Irpinia grazie ad Angelo Verderosa, che mi pare sia di Lione, no? Lui è stato proprio per un discorso completo. E allora lui ha restaurato le grandi cattedrali dell'Alta Irpinia, e il Formicoso stava per diventare la pattumiera della Campania. Praticamente avrebbero portato i rifiuti di Napoli. E lì io sono entrato, diciamo, in contatto con questa luce. E poi il Formicoso era il posto della Compagnia. Alla sciagura della discarica, evitata anche per una grande mobilitazione popolare, di cui insomma tutti noi partecipavamo anche con notti insonne e per pericoli incombendi sempre, perché avevamo la polizia alle calcagne, vabbè, ma insomma è stata la Chiesa, insomma, fu una pagina epica di una riscossa civile in Alta Irpinia, in una provincia che è sonnolenta, che dorme sempre, fu un momento in cui di risveglio civico vero, e speriamo di poter continuare in tutta la provincia. Ma dicevo che non c'è solo un problema di immagine per le estrazioni petrolifere, c'è un problema serio soprattutto in una realtà come l'Irpinia, che è una provincia dove c'è il bacino imbrifero più importante del Mezzogiorno, e quindi insomma, vedete l'acqua, che noi siamo fornitori di acqua a 2 regioni, e guai se ci fosse una contaminazione delle falde. E c'è il pericolo, perché dove si va a fare il pozzo è quello autorizzato in Nusco. Il Nusco sta a ridosso della zona di Cassano. Cassano è la fonte insieme a Caposeta, quindi insomma, siamo proprio in una condizione disperata, quindi non può essere verde, come non può essere un paradiso, una terra che si diceva prima dell'emigrazione, che continua a fare emigrare i giovani. E mentre Angelo, l'emigrazione dei nostri nonni è stata l'emigrazione delle braccia, oggi abbiamo l'emigrazione dei cervelli, perché se ne vanno i giovani più dotati, quello che è il cosiddetto capitale umano, cioè quello che può, come dire, essere di prospettiva e anche di sviluppo per una realtà. Quindi insomma, il nostro paradiso non è tale per le difficoltà antiche e per le difficoltà, come dire, attuali. Ma io vorrei, come dire, anche inserire una nota di speranza, perché se no il pessimismo la fa da padrona e non possiamo sempre essere pessimisti. Dobbiamo avere anche un ottimismo della ragione, l'ottimismo di chi si vuole impegnare. E mi sembra che la parola che Michele ha declinato, la parola condivisione, che è una delle nostre 3 parole chiavi, sia, forse l'ha detto già Michele, quindi non vorrei fare inutili ripetizioni, la condivisione del territorio, cioè mettere insieme il territorio per il suo sviluppo. E qui la forza delle amministrazioni è fondamentale. Oggi c'è una prospettiva, come dire, di scelte che le amministrazioni sono chiamate a fare sul territorio, anche rispetto alla concertazione, che è un'altra parola chiave, però questa volta imposta dall'Europa e non da noi, di mettere insieme i territori e su cui costruire poi progetti credibili e di sviluppo.
E allora le sfide sono in questa direzione, e sicuramente le difficoltà che vivono i piccoli comuni, le piccole realtà, soprattutto dell'Appennino, possono essere superate se c'è questa idea di una condivisione più aperta, più corale delle scelte che si vanno a fare, e non le solite divisioni, come dire, campanilistiche. Noi continuiamo a dire che il campanile è scomparso, che il campanile è solo il luogo dove si suonano le campane, non quel fatto identitario che come dire, faceva sì che le comunità fossero comunità chiuse. Invece resta ancora tutto in piedi. Andare via voleva che il libro si finisse, e ha lavorato fino al giorno prima intensamente, coinvolgendo tutti, proprio perché voleva mettere una specie di sigillo suo su questo libro. E questa è anche l'Irpinia che noi vorremmo, è un'Irpinia solidale, ma anche un'Irpinia che lascia una speranza.